Allora, mi scuso perché devo aver presentato come vice, invece è direttore, il nostro Donofrio, scusi, è stato un lapsus. Allora, io vorrei incominciare commentando questi dati, perché non so se collimano del tutto con le vostre analisi. C'è qualcosa che non torna e quindi vediamo un po' di capire, perché voi siete partiti dal territorio, Esatto. dalla situazione delle imprese, quindi forse i vostri sono più aderenti alla realtà, insomma. Sì, Unioncamere realizza ogni 3 mesi indagini campionarie sulle imprese e quindi ha il polso della situazione soprattutto sul settore dell'industria manifatturiera, ma anche sul settore del commercio e sul settore delle costruzioni. Infatti noi venerdì scorso abbiamo presentato il nostro rapporto di primavera e abbiamo fatto le prime valutazioni su come sta andando l'economia regionale e su come prevediamo possa andare nel corso dell'anno. Quello che ci ha colpito, qui io mi vorrei avvalere di alcune slide che abbiamo preparato, ad esempio potremmo vedere la slide numero 4. Nel 2015 il PIL regionale è cresciuto dello 0,8%, una crescita che è stata sotto le attese, però è importante il risultato perché è stato ottenuto grazie ad un risveglio dei consumi. I consumi delle famiglie che, grazie in qualche modo al contributo che è arrivato un po' sul versante del mercato del lavoro e anche sotto il profilo fiscale, questo ha generato un aumento del reddito disponibile delle famiglie e quindi un aumento della spesa. A fronte di questo andamento della domanda interna che tutti aspettavano da anni e che finalmente nel 2015 si è risvegliata, abbiamo notato una decelerazione delle esportazioni. Questa decelerazione è in parte dovuta alle tensioni geopolitiche che si stanno verificando in alcune aree del globo, in parte alla guerra delle valute, specialmente quelle asiatiche, e in parte anche ai valori, ai prezzi del petrolio che sono ancora molto bassi, e questi stanno generando, insieme ad un rallentamento delle economie emergenti, in particolare il gigante cinese, stanno creando problemi nella domanda internazionale. Il Veneto, che è una delle regioni italiane particolarmente esposte, quindi è una delle regioni che ha una delle più ampie aperture internazionali, quindi negli scambi, sta soffrendo in parte questo tipo di, sta avendo questi riflessi, e la dinamica che noi ci aspettiamo per il 2016 avrà le stesse caratteristiche dell'anno che si è appena concluso, cioè un PIL che rimarrà sostenuto soprattutto dai consumi delle famiglie, mentre invece sul versante della domanda estera noi ci aspettiamo una crescita moderata, soprattutto per questa incertezza che si respira a livello internazionale. E come giustifica la deflazione in corso, visto che è aumentata la domanda interna? Allora, noi importiamo deflazione, ecco, questo c'è un problema, cioè la deflazione quindi che abbiamo a livello di mercato europeo, ma a livello nazionale, è in parte dovuta alle dinamiche che si stanno realizzando con un abbassamento dei prodotti delle materie prime, che quindi stanno generando un abbassamento del livello inflattivo, quindi siamo in deflazione. In Veneto il livello dei prezzi ha raggiunto nel 2015 il meno 0,2. E lei sta dicendo che le aziende sono più competitive? Questo sta dicendo? Ma in realtà non è gli imprenditori non vedono questa competitività. Non è sempre vero che quando il livello dei prezzi è più basso, allora le imprese sono più competitive. Quello che sta aiutando in questo momento è l'euro, che in qualche modo rispetto al dollaro garantisce alle imprese una maggiore competitività. Anche il costo dell'energia, che costa di meno. Il costo del petrolio. E quindi le aziende sono più efficienti in teoria. Esatto, in realtà sono frenate dai fenomeni, dalle incertezze, dalle tensioni anche delle borse finanziarie, che in qualche modo si stanno riflettendo anche per il tessuto imprenditoriale regionale, e questo un po' lascia più perplessi, e tutti gli studi, tutte le prospettive e le previsioni economiche lasciano intendere che sarà la domanda interna, quindi
che è rimasta sopita per più di 4 anni, e questo lo vediamo con una slide, la numero 6, che mostra come nel 2015 le vendite al dettaglio sono cresciute del 2,9% dopo 4 anni consecutivi di calo. Però io non riesco a spiegarmi la deflazione, scusi, se aumentano i consumi come fa a esserci deflazione? Non riesco a comprenderlo. Questo è una concausa di elementi, sia del mercato interno e anche di quello estero. Beh, ritorniamo sul tema dopo. Sì, entriamo complicati. Quindi no, per concludere, adesso l'altro tema che secondo me è importante sottolineare che è accaduto nel 2015 è quello della ripresa degli investimenti. Un'indagine che abbiamo fatto sulle imprese ha denotato che nel 2015 il 48% delle imprese manifatturiere ha ripreso ad investire in macchinari, in risorse umane, in automazione per l'ufficio, cosa invece che era accaduta solo parzialmente nel 2014. Questa tendenza dovrebbe aumentare e dovrebbe mantenersi anche nel 2016, quindi diciamo che è tutta la domanda interna a sostenere la ripresa. E quello che invece delude è fondamentalmente la domanda estera, ma su questo penso che torneremo poi in un secondo momento. Sì, adesso faccio scrivere però... No, ma è che prima si chiedeva, l'amico sposato, che è come una specie di segreto di Fatima sto qua, no? C'è deflazione, c'è la ripresa, tutti stiamo bene, Madama la Marchesa, ma guardi, io non sommessamente, ma dov'è che le trovate queste cifre qua? Dov'è che trovate questi dati qua? Sicuramente saranno anche oggettivi, però io che vivo il quotidiano, ho un'azienda, a me sembra veramente che stiate, guardi, con tutto il rispetto, non la conosco, ma sicuramente avrà dei dati che sono inoppugnabili, ma mi sembra che sentire queste cose qua, io non so se l'amico cinese, probabilmente per me è cinese quello che dice lei, perché io non vedo queste cose qua. Poi quando mi sono preso la parola, e mi perdonerà la conduttrice, ma quando voi parlate di ripresa allo 0,8%, ma dovremmo avere il 18%, lo 0,8% dal 2011, abbiamo fatto, lei lo sa, anche se non è un dato regionale, abbiamo fatto più di 300 miliardi di euro in questi ultimi 4 anni di aumento del debito pubblico e ci porta uno 0,8% di aumento del prodotto interno lordo. Ma veramente, guardi, io non lo so, mi verrebbe da... È che mi metterei le mani nei capelli, ma capisce che ho qualche difficoltà, ma molto onestamente ma infatti voglio... No, infatti non so se l'Istat è diventato il minculpop di questo governucolo che abbiamo, che ci sta distruggendo, ma veramente sentire un eco anche a livello locale mi fa un po' specie, molto onestamente mi fa un po' specie. Io non so, voi vedrete la ripresa e io vedo gli investimenti, voi vedete gli investimenti, io guardi francamente forse sono un po' miope o presbite, non lo so, ma non vedo nulla di questo, io non vedo prima nulla voglio sentire Donofrio, perché dopo le passo la parola subito. Posso replicare? Replicare prima Donofrio, perché hanno anche da dire qualche cosa, perché anche voi avete fatto un'analisi sempre sull'aspetto economico, no? Sì, beh, noi abbiamo rielaborato questo tipo di informazioni. Vi risultano le stesse cose? Mi spiace dirlo, ma noi oggettivamente siamo abituati a tenere assolutamente in seria considerazione questo tipo di informazioni. E non mi appassiona la discussione sul breve e sul brevissimo, se no poi ci troviamo davanti a dei paradossi che non riusciamo a spiegare perché ci guardiamo le scarpe. Guardiamo un po' più lontano, indubbiamente la domanda estera è destinata a crescere, ma questo è un dato che interessa fino a un certo punto le nostre aziende. Il nostro problema delle imprese, del nostro territorio, è essere in grado di rispondere a quel tipo di domanda, perché è già più che sufficiente per quello che riguarda il nostro tessuto imprenditoriale la domanda che abbiamo oggi. Il problema è mettere le condizioni alle nostre imprese di avere un'offerta adeguata, di saper raccogliere questi stimoli e fondamentalmente di vendere. Il fatto che ci siano delle tensioni in questo momento è segno che i mercati si integrano molto più velocemente di quanto non lo sappiano fare i popoli e le istituzioni, mettiamolo in questo modo, ma che in questo momento ci siano tutta una serie di circostanze che agevolino il nostro export è un dato di fatto e noi dobbiamo essere in grado di sfruttarle. Da qui il problema principale, abbiamo parlato noi di ripresa jobless, senza lavoro.
Due le situazioni che la causano. Quindi ripresa lei dice sì? Ripresa sì, per tutta una serie di fattori che non starei ad analizzare analiticamente, perché sennò finiremo in una discussione piuttosto sterile. Oggettivamente i dati ci sono, abbiamo anche un sistema creditizio che è gonfio di liquidità, che in qualche misura già nel 2015 ha incominciato a riversarsi sul territorio, poi vediamo che condizioni, poi vediamo per chi. Però le condizioni ci sono tutte, perché ogni anno che passa è più facile farsi conoscere, è più facile essere presenti in ogni parte del mondo, è più facile comunicare, quindi le condizioni per le nostre imprese... D'Onofrio conferma questi dati, allora questo li conferma questi dati? Li confermate? Questi dati sono oggettivi? Non c'è da andare a discutere se sono più o meno veri. Se non ci fidiamo delle nostre stesse istituzioni, a questo punto non ci possiamo fidare degli imprenditori che dichiarano queste informazioni. Quindi i dati quelli sono e su quello possiamo discutere. A questo punto dove sta il grande tema da dibattere? Il tema da dibattere è: le nostre imprese reggono il contesto in quale operano? Mi spiego, noi abbiamo un'economia prevalentemente di conto terzisti che fatica ad avere uno sbocco diretto sui mercati internazionali. È un lavoro enorme che anche Padova Promex ha raccolto diversi anni fa come sfida, accompagnare le aziende in un processo prima di tutto organizzativo per affrontare i mercati esteri, che oggi sono oggettivamente alla portata di tutti, ma solo in pochi hanno le spalle sufficientemente larghe e l'organizzazione interna per poter raccogliere queste sfide. Questo è il primo tema all'ordine del giorno. Le nostre aziende continuano ad operare nella famosa nicchia di mercato, ma non sono market leader. Noi siamo senza leader di mercato. Quando io parlo di qual è la quota di mercato della tua azienda, non sappiamo neanche ancora di cosa stiamo parlando. Quindi nel momento in cui io mi affanno per mantenere quella che è una nicchia, la nicchia deriva dal latino, è il buco. Il buco sui muraglioni romani sono le nicchie. E i buchi si chiudono con troppa facilità in un momento in cui il mercato cambia con questa rapidità. Noi dobbiamo riuscire a creare le condizioni per cui le nostre imprese facciano quella massa critica necessaria a presidiare i mercati nella loro interezza e in qualche misura si emancipino dalle nicchie. Allora in quel momento noi creiamo quella stabilità che permette di vedere oggettivamente, di sentire, di percepire che stiamo cambiando epoca, stiamo uscendo da questa situazione di recessione. E quindi lei, la interrompo, lei quindi in questo passaggio si sta differenziando dall'intervento precedente, perché l'intervento precedente evidenziava come che ci sono stati degli investimenti da parte delle imprese in innovazione. Lei in questo momento sta facendo emergere invece che bisognerebbe fare di più. Questo percepisco, bisogna fare di più. La domanda è: ma questi investimenti che sono pervenuti o che sono arrivati nelle imprese, sono investimenti veramente sulla innovazione o sono stati investimenti sostanzialmente dei quattrini di acquisizione di aziende estere nei nostri confronti? Questo dato, perché si è parlato tanto di tanti investimenti stranieri in Italia, poi sono andato a vedere i dati anche della CGA di Mestre ed erano dati di acquisizione, in pratica stiamo dando all'estero il nostro know-how. Ecco, chiaritemi un po' questa questione. Allora deve ribadire, poi però do la parola a Di Stagio perché... Allora, io devo assolutamente confermare la bontà e la qualità dei dati che ho illustrato, perché un conto è la percezione che abbiamo consultando una decina, una ventina di imprenditori, una trentina di colleghi. Un conto è quando si intervistano 4.000 imprese ogni 3 mesi e quindi mi pare che poi la dimensione macroeconomica si riesce a cogliere. Credo che non ci sia nessuna indagine a livello regionale che abbia una dimensione e una copertura così elevata come quella realizzata da Unioncamere. Lo fate bilanci alla mano delle imprese? Queste sono interviste dirette alle imprese. Non bilanci alla mano? No, interviste dirette alle imprese. E quindi poi facciamo anche l'analisi di bilancio. Però attraverso interviste dirette alle imprese noi rileviamo il sentiment degli imprenditori, quindi il mood, ma rileviamo anche le variazioni della produzione, del fatturato, degli ordini e così via. E sono dati che sono, diciamo, come dire, che io mi sento di dire perfettamente in linea con altre regioni italiane, perché noi ci scambiamo i dati con la Lombardia, con l'Emilia, con la Toscana e sono assolutamente, diciamo, dal mio punto di vista abbastanza inconfutabili.
Ma lei cosa è chiaro? Posso chiedere una cosa, mi perdoni? Sì, prego. Ma risulta anche a lei che le banche che ricevono centinaia di miliardi da parte della Banca Centrale Europea stiano prestando di più alle aziende? Perché a me allora, questo rispetto risulta esattamente il contrario. No, ma era solo una domanda. Le imprese stanno facendo gli investimenti era solo una domanda la mia. senza avere prestiti dalle banche. Allora non è che le banche prestino, le banche si mettono i soldi in saccoccia, soldi nostri, per i quali noi paghiamo gli interessi e si salvano i bilanci, mentre le aziende restano per confortarla. Magari così dopo do una risposta anche a me, grazie. È giusto capire. In effetti ci sono delle incongruenze su quello che viene detto. Allora, dati oggettivi, io sono circa 30 anni, sì anche di più, 34 anni, che lavoro all'interno tra associazioni di categoria, tra direzione di questo organismo di garanzia, che è uno dei più grandi ovviamente della provincia, e anche come commercialista, quindi c'è una visione di impresa abbastanza elevata. Dati obiettivi così io non riesco a riconoscerli, per quanto siano dettati da una scelta, da un mercato, da un'analisi, quello che si vuole. Io vedo oggi una realtà imprenditoriale completamente diversa. Oggi, per quanto riguarda le imprese che gestiamo, e non sono poche, perché noi ad esempio abbiamo un campione di 10.000 imprese, quindi non sono poche, lavora bene chi lavora con l'estero, oggi. In Italia lavorano male per due motivi. Il primo è perché l'ordinativo relativo a cosiddetti privati, cioè l'investimento della famiglia negli imprenditori, secondo me è poco visibile con questo criterio qui, per 1000 motivi che conosciamo tutti. Il secondo motivo invece da analizzare sta nel fatto che, come giustamente accennava Cesaro, c'è una questione legata alle liquidità. Allora, lavorare in Italia oggi con imprenditori italiani, parliamo di piccola e media impresa, adesso ragioniamo se trattiamo di piccola e media impresa con le normative a carattere europeo, quindi con un certo numero di dipendenti elevato, o se parliamo della realtà territoriale del Veneto, che è tutt'altra cosa. Hanno difficoltà a lavorare, dicevo, perché la carenza di liquidità porta a un giro perverso per il quale le imprese stesse, gli imprenditori, delle volte evitano di assumere determinati ordinativi, proprio perché sono certi che non sono in grado, per i tempi di pagamento, per i giri di denaro, soprattutto per le banche che non concedono, a essere in grado di far fronte agli impegni. Sulla questione investimenti... No, ma scusi, quindi lei dice che il direttore diceva c'è un investimento, non soldi che non provengono dalle banche, e lei dice... No, assolutamente. Per dire questo vuol dire che le imprese si sono arricchite, e hanno messo a disposizione delle somme che avevano nelle casse. Le aziende non avevano solo nelle casse, perché se parliamo, io ripeto, parlo di piccola e media impresa, cioè imprenditori, artigiani e piccola impresa fino ai 15 dipendenti. Questi soldi che avevano li hanno già messi all'interno per salvare l'impresa nei momenti di difficoltà. Direttore, potrebbe allora essere quello che accennavo prima, investimenti di aziende straniere nel nostro... Allora, per quanto riguarda i nostri settori non ce ne sono, cioè quelli che ho visto io, non ci sono mai state acquisizioni di aziende straniere su imprese della nostra portata, assolutamente da questo punto di vista. Tornando invece al discorso relativo alle disponibilità, ripeto, i nostri imprenditori devono rivolgersi al mercato bancario. Il mercato bancario è in grosse difficoltà. Là sentivo prima, parlava di una ripresa di MPS. MPS ha perso il 47% dall'inizio, cioè siamo a metà del valore. Ci sono 50, oggi sul Sole 24 Ore, 50 banche di credito cooperativo sorvegliate in grosse difficoltà. Allora la questione è una, o si va a regolarizzare un sistema, ma allora bisogna capire perché fino ad oggi è stato lasciato così. O si va a vedere, come giustamente diceva lui, ma i soldi della Banca Centrale Europea, o gli poni dei vincoli di investimento, ma se non poni vincoli di investimento, da dove escono questi soldi? Non ci sono. Gli investimenti che vengono chiariti adesso e viene detto, ma ci sono stati degli investimenti in imprese. Forse qualche impresa ha fatto qualche piccolo investimento, ma ripeto, noi le vediamo perché sono operazioni che passano, o attraverso Veneto Sviluppo, o attraverso Artigiancassa, eccetera. Sono operazioni mirate sull'acquisizione di beni strumentali di valore anche abbastanza esiguo, quindi non è come anni fa, ma che sono dettate dal fatto che la normativa fiscale comunque ha dato la possibilità di fare anche degli ammortamenti con coefficienti maggiori rispetto a prima, quindi può essere una valutazione anche fiscale che permette in qualche modo di arrivare ad avere un'imposizione fiscale per le imprese di una certa entità
diversa, ma parliamo probabilmente di imprese di un certo livello, non della piccola e media impresa. Io non so se l'industria, può essere che l'industria, se il vostro campione è diciamo, posato su un livello di imprese alte, è chiaro che probabilmente questa è una ragione, può essere una ragione vera. Sulla piccola e media impresa invece l'investimento è molto più cautela, c'è molta cautela a farlo, e quindi se viene fatto probabilmente viene fatto da quelle imprese che hanno una buona capacità anche economica e che quindi sono messi in una condizione che decidono di reinvestire in qualche modo gli utili aziendali nell'acquisizione di beni strumentali nella speranza di incrementare. Per quanto riguarda invece il mercato del lavoro, non è che noi vediamo questa grande acquisizione di nuove forze lavoro all'interno delle piccole imprese. È lo stesso che risulta a voi anche? Diciamo più, ci sono molte regolarizzazioni di posizioni vantaggiose rispetto alla normativa, quello sì. Non assunzioni. Ma non assolutamente. Se fosse vero che aumenta, allora o noi siamo presenti di grosse imprese automatizzate che sono in grado di far fronte alle richieste senza la manodopera, ma altrimenti un incremento di manodopera dovremmo averlo. Insomma, chiaro. Torniamo su questo tema qua, dopo la parola anche a Conzatto e anche a voi. Un secondo solo, c'è una pubblicità tra poco.